Sì, è un lavoro che di fatto noi abbiamo iniziato già a novembre scorso, quando siamo stati di fatto la prima regione che ovviamente su significativo anche dialogo con le parti sociali, ma soprattutto con le associazioni di categoria, abbiamo ritenuto di allargare il sistema dei confidi, immettendo liquidità pronta che dava subito respiro alle imprese. Allora eravamo forse all'inizio della crisi, una crisi che non conoscevamo, che nessuno conosceva e che è evoluta ovviamente nel tempo. Evoluta però in maniera che si potesse sempre tenere monitorata. Noi abbiamo voluto da subito istituire un tavolo che non fosse il classico tavolo di monitoraggio in cui ci si racconta delle cose, si leggono dei dati, ma ci si confrontasse proprio per conoscere come evolveva, come un virus, così come lo si studia in laboratorio, come evolveva questa crisi. E quindi avendone polso, avendo sempre la dimensione di quali fossero le risposte da dare ovviamente alle imprese, da dare alle famiglie, da dare ai lavoratori. E quindi poi abbiamo iniziato a lavorare ritenendo che fosse assolutamente fondamentale che tra imprese e quindi ovviamente tutto il sistema anche di occupazione che poi ne deriva e il sistema delle banche vi fosse un dialogo aperto e si uscisse anche a volte da quelle schermaglie che non solo abbiamo letto sui giornali ma che sicuramente non hanno fatto bene nel dialogo. E quindi il riuscire per esempio a omogeneizzare anche i documenti di valutazione tra la banca e impresa, imprese che venivano valutate prima dalle banche, poi dal sistema dei confidi, poi magari anche dalla nostra Veneto Sviluppo, dalla nostra finanziaria in maniere diverse. Quindi anche l'omogeneizzare i rapporti, i documenti era sicuramente un tassello importante, ma a questo andava assolutamente affiancato il protocollo, il primo punto, una responsabilità da parte della pubblica amministrazione proprio riguardo a quei ritardi di pagamento che non sono sicuramente dovuti a nostra volontà ma a un patto di stabilità che ci blocca, che ci lega ovviamente nel poter gestire anche la nostra di cassa che ha sicuramente disponibilità di liquidità, io questo ci tengo a sottolinearlo perché poi ho opinione diffusa che pare sempre che non vi siano risorse, in realtà la liquidità c'è ma vi è un patto di stabilità molto stringente che noi dobbiamo rispettare e quindi permettiamo con questo protocollo d'intesa con le banche alle aziende di poter in qualche modo prolungare ovviamente e andare presso le proprie banche con questi crediti certificati dalla Regione e poterli scontare, come si suol dire. Quindi noi i nostri crediti, ovviamente i crediti nei confronti della pubblica amministrazione sono i più certi, questo lo sappiamo e quindi le banche di buon grado hanno accettato ovviamente di riconoscere il credito specie verso la Regione, che poi è accaduta molto spesso e anche quello verso i comuni, verso le province e quindi comunque verso le imprese. Oltre a questo vi è anche tutto il problema della cassa integrazione appunto speciale. Noi sappiamo che teoricamente l'INPS dovrebbe in 20 giorni erogare e riconoscere il salario che viene appunto riconosciuto all'operaio, all'impiegato in cassa integrazione. Questo non avviene in questi tempi, non solo per cattiva volontà evidentemente dell'INPS, ma anche perché vi sono passaggi burocratici infiniti, quindi anche in questo noi potremo, tramite appunto le banche, garantire invece al lavoratore di avere subito e di non aspettare quei 2 o 3 mesi evidentemente senza risorse per poter. Questo è un grande aiuto per le famiglie, perché oltre ad avere la difficoltà di non avere più un lavoro, si aggiunge la difficoltà poi di non avere nemmeno più uno stipendio.